Come promesso nello scorso episodio, se te lo sei perso te lo lascio qua in alto a destra. In questo episodio andiamo a vedere la sede di produzione e logistica di Festool per scoprire tutto il dietro le quinte di come vengono costruiti i nostri attrezzi preferiti. Ma prima di cominciare, quasi l'80% di voi raga guarda i miei video ma non è iscritto al canale, follia pura! Per cui per voi è un piccolissimo gesto, per me è una grossa differenza per continuare a portare contenuti di questo tipo. Giorno 2 di questa gita qua da Festool, siamo nella sede produttiva. Oggi faremo il tour qua, ci faranno vedere tutta la sede, come lavorano, come si producono tanti attrezzi di punta, tipo la sega da fondamento, il domino, la shaper che producono qua, da quello che ho capito adesso. Per cui entriamo e vediamo un po' tutto. Entriamo in produzione. Oh raga, sostanzialmente qua ci ha spiegato che partiamo dalla fine della produzione, dove ci sono i pezzi già finiti, questi che vengono imballati da questa macchina che ha chiamato loro come Octopus, che prendono, imballano, mettono qua, registrano il numero di serie e sono già pronti. Quindi il tour comincia dalla fine della produzione dei nostri pezzi. Questi traspallet robottini mi spaccano, è molto organizzato qua come sempre. Qua hanno un reparto dove tengono tutti questi sustainer, perché spiegavano appunto che come sono cose molto ingombranti hanno dei preordini e qua giornalmente arrivano 50 pallet di sustainer ovunque, sono scaffalature e sustainer a perdita d'occhio raga, sustainer a perdita d'occhio. La produzione qua è divisa in isole, come ci ha appena spiegato, dove ci sono queste isole qua che sono aperte, dove per ogni macchina c'è una stazione di produzione. In un'isola del genere è tutto esattamente diviso come la produzione di una macchina, quindi per tempo, per stazioni, con gig su misura per tutto. In una stazione del genere riescono a produrre 50 macchine al giorno e oltretutto, se noi vediamo da fuori, c'è tutta una sezione aperta da qua, perché utilizzano dei carrelli per portare il materiale nuovo per la costruzione di nuove macchine. Quindi da fuori arrivano con i carrelli, le scatole dei pezzi, li appoggiano qua e l'operatore da dentro semplicemente prende i pezzi e assembla la macchina. E questa è solo per una delle stazioni. Qua fanno sia produzione che logistica, veramente molto interessante. Questi qua sono i carrelli per portare i pezzi singoli per la produzione. Tipo lì ci sono i rotori, pezzettini di plastiche, viti, vitine, molle, cavi, e quindi in una produzione del genere prendono e da dietro caricano e mettono tutto qua. Vedete, tipo il traspallet adesso è andato a prendere i pezzi, li porterà nella stazione di prima per continuare la catena di assemblaggio. Mi spacca sta roba, bellissimo. Quando la catena di produzione è finita arrivano tutti nella zona qua dove ci sono i sustainer. Questi sono i sustainer vuoti che vengono presi, caricati col prodotto e messo qua. Una serie di sensori prende tutto, vede che questo sia sempre carico per spostarli qua, e quando finiscono i sustainer da riempire il sensore dice al traspallet robotizzato di andare in magazzino, prendere i sustainer e portarteli qua. Ora vediamo invece come è costruita la shaper. All'inizio la produzione di shaper veniva fatta all'estero, adesso la fanno qua perché così riescono a ottimizzare la produzione utilizzando meno componenti, meno viti diverse, ed che sia tutto molto più pratico e veloce per la produzione. Il tema che utilizzano è esattamente come gli altri. Qua le chiamano isole proprio appunto perché ogni area è come se fosse una piccola isola dove i dipendenti si possono concentrare su quella semplice lavorazione che devono fare e non essere distratti da tutte le altre catene di produzione. Questa qua invece è una stazione che ci ha spiegato dove praticamente risolvono i problemi che alcune macchine hanno, è tipo un centro riparazioni per tutto. Qua in fondo invece, che è di fianco all'ingresso dove eravamo prima, una zona adibita tutta ai pezzi di ricambio. Infatti questi sono tutti sustainer nuovi e i pezzi di ricambio coordinate vengono tutti preparati qua, pronti per la spedizione. Magazzino di tutto, preparazione carrellini, e anche qua poi vengono messi tutti i prodotti nuovi. Stessa cosa succede sempre in questo reparto quando una macchina che per un motivo o per l'altro è stata messa a una vite sbagliata oppure ha bisogno di un problema, viene portata qua dove ci sono dei pezzi di ricambio. Comunque raga, è veramente gigantesco questo posto qua, e a me tutta questa organizzazione, non so come l'ho già detto, ma mi sta gasando tantissimo. E si capisce da questo punto
perché prendi un attrezzo di qualità rispetto a un altro, capire effettivamente da dove parte, da come viene prodotto. A ieri che ci ha spiegato come viene progettato, come risolvono e trovano le soluzioni ideali per gli artigiani, per lo specifico problema che ha l'artigiano, per creare l'attrezzo migliore per farti lavorare al meglio delle tue capacità e nel minor tempo possibile. Tutto composto da una filiera di progettazione, pezzi di qualità e produzione top gamma. Bellissimo. Vedete qua viene prodotta la bordatrice, nella catena di montaggio come per le macchine c'è il tempo segnato in verde, che è il tempo in cui l'operatore deve concludere quella task di assemblaggio. Abbiamo chiesto se finisce quel tempo lì cosa succede, ci ha spiegato che praticamente ha un tempo in cui la striscia diventa gialla e lui per esempio può aver avuto un piccolo intoppo e aver fatto una pausa, essere andato al bagno molto semplicemente, però se ritarda ulteriormente quella lì diventa rossa e allora deve giustificare qual è stato il problema e in quel caso lì insieme trovano un modo per risolvere e ottimizzare tutto il suo lavoro. Qua siamo nella stazione dove fanno le fresatrici e in quello tra parentesi è il tempo che ci mettono ad assemblarle una. In meno di 4 minuti viene fatta una nuova fresatrice. Per ora dalla produzione abbiamo finito, ci ha spiegato come funziona esattamente tutto. Ovviamente non abbiamo visto tutte le isole per tutti gli attrezzi perché come vedete siamo più gruppi che ci stanno facendo per dividere e ottimizzare anche il tempo dell'interruzione per i loro dipendenti. Quello che andiamo a vedere adesso è la logistica, raga. Andiamo a vedere il magazzino. Non ci credo, è qualcosa di gigantesco. È una città questa qua, raga. Wow. Cosa? In sostanza questo qua è un magazzino completamente automatizzato, gestito da dei robottini che da là in fondo salgono, prendono e vanno a prendere. Principalmente questo è gestito per pezzi molto piccoli. Questo qua invece alle mie spalle è tutto un rack gigantesco per pallet, molto tradizionale, quindi classico, si va su con questo mega muletto che vediamo qua a fianco. È una torre, quella lì praticamente si guida, si va su, si prende il pallet, si scarica. Ciao, abbastanza classico questo. Sostanzialmente in questo magazzino totalmente automatizzato, come vedete, vengono caricati i carrelli, che sono quelli che abbiamo visto esattamente prima per la produzione degli articoli. Tutti i pezzi singoli che compongono per esempio la sega e la fondamento sono tutti messi qua dentro, ovviamente della sega a fondamento come tutti gli altri pezzi sono messi in questo magazzino automatizzato, caricati sui carrelli e poi il robottino passa, te li prende e li porta in produzione. Ci diceva che un carrello caricato di questi può produrre fino a 24 per esempio seghe da fondamento. In questo magazzino tutto automatizzato ci sono più di 10.000 posti per i singoli pezzi per la produzione e con i pezzi che sono qua all'interno riescono ad andare avanti per la produzione per 3 giorni. Comunque ragazzi, pensateci un attimo, Festool è un'azienda a conduzione familiare che fra 2 anni compie 100 anni. Voi immaginate di aprire la vostra azienda quest'anno e fra 100 anni è diventata così. Tanto di cappello. Questa parte qua dietro alle mie spalle invece è la parte del riciclo, della sostenibilità, nel senso che queste non sono cose da buttare, ma a differenza ai loro fornitori, invece di farsi mandare dei pezzi dentro dei scatoloni, dentro del packaging comunque monouso da buttare, loro preparano tutti i singoli contenitori che sono per una determinata cosa, li mandano dal loro fornitore così che possa imballargli le robe dentro i loro contenitori, spediti qua, e questi contenitori hanno un ciclo di vita. Vedete che mi ha quasi investito, però ha i sensori e mi ha evitato per fortuna. Anche questo aspetto molto interessante. In questa parte della logistica invece ci sono, come vi dicevo prima, i pallet normali, ci sono 6.000 posti per i pallet e quel mega muletto lì corre su delle bande magnetiche, quindi come avete visto per terra questi segni neri perché passa esattamente sempre nello stesso punto, in modo che la salita e la discesa siano molto più veloci e l'operatore, come nelle gru tipo dei container, sta sopra non sotto, così ha sempre l'altezza delle forche ideale, va su, prende, carica, scende e qua i posti sono messi in ordine casuale, in base a dove c'è posto prende e si va a prendere un bancale da una parte. E questo raga era lo stabilimento di produzione e logistica di Festool. Lasciate qua sotto tutte le domande e noi come sempre ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.